È stato indispensabile per l'uomo vecchio ascoltare la parola di Dio nel proprio linguaggio, perché è così che Dio si fa comprendere e ama parlare agli uomini, nella loro lingua. Anche per l'uomo nuovo è necessario riscoprire la parola di Dio nel proprio linguaggio. Ascoltarla oggi nel siciliano aulico, nella lingua dei nostri padri e dei poeti, ci riempie di emozione i sensi e lo spirito, illuminando di luce nuova la nostra fede. La parola, letta e ascoltata in questa nuova luce, dà ai siciliani, e non solo a loro, nuovo vigore all'anima, stimolando il credo a più alte comprensioni. Rileggerla nella lingua natia permetterà a tutti di entrare in confidenza con il sentire di Dio, di conseguire la verve dello Spirito Santo, attraverso la quale Dio parla e si dona, per raggiungere indistintamente ogni uomo. Sapete che fu detto: amo lo prossimo e odio lo tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per cui vi persecuta, perché siete figli di lo Padre vostro celeste, che fa ghisare lo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra i non giusti. Infatti, se amate chi di chi vi amano, che meritano viti? Non fanno da così pure i pubblicani? E se date lo saluto solo ai vostri frati, che cosa facete di straordinario? Non fanno da così pure i pagani? Siete dunque perfetti, come è perfetto lo vostro Padre Celeste. So che volete che gli uomini fanno vuautri, pure vuautri facetelo a dire, che sa infatti la legge e i profeti. Allora Petro si avvicinò a Dio e ci disse: Signore, quante volte hai a perdonare a me frati se Idro sbaglia contro di mia? Fino a 7 volte? E Gesù ci rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Ora, mentre mangiavano, Gesù pigliò lo pane e, pronunziata la benedizione, lo ruppe e lo dese ai discepoli dicendo: pigliate e mangiate, che esso è il mio corpo. Poi pigliò lo calice e, dopo aver renduto grazie, lo dese ad Idri dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per tanti in remissione dei peccati. Io vi dico che a cominciare di ora non bevo più questo frutto della vite fino allo giorno che lo bevo di nuovo con voi dallo regno dello Padre mio. Di mezzogiorno fino alle 3 di pomeriggio si fece scuro sopra tutta la terra. Verso le 3 Gesù schigliò a voce alta: Eli, Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi abbandonaste? Ascoltando queste parole, taluni dei presenti dicevano: questo chiama Elia. E subito uno di essi corriva a picchiare una spugna e, assoppandola da cito, la mise sopra una canna e da così ci dava di bevere. Mi fu dato ogni potere, dallo cielo e dalla terra, e ti dunque da ammaestrare tutte le nazioni, battiannoli nel nome dello Padre e dello Figlio e dello Spirito Santo, insegnando ad essi di praticare tutto quello che vai comandato. Ecco, io sogno che voi tutte le giorni fino alla fine dello mondo.